Sono con Lorenzo Barbieri dell'Hockey Roller Scandiano. Allora Lorenzo, sapevate che venire qua a Tiene ad affrontare la prima della classe del girone A non era facile, però sorprendentemente avete impostato una partita dal punto di vista tattico perfetta, almeno nei primi 50 minuti di gioco, no? Sì, vabbè, sapevamo che comunque il Tiene non ha bisogno di presentazioni, è una squadra con una qualità veramente altissima, un ritmo eccellente e sapevamo che dovevamo impostare la partita prima sul piano difensivo e secondo me ci siamo riusciti, ci siamo aiutati tantissimo. E peccato per il gol alla fine, però insomma siamo anche abbastanza giovani, sono tutte esperienze che poi ci formeranno per le prossime sfide. Sì, non parlo dei rigori perché chiaramente quella è una lotteria, puoi vincerli o perderli veramente in un amen. Facciamo un passo indietro sulla prestazione. Abbiamo visto un Tiene che anche nel secondo tempo, quando doveva sempre rincorrere, è molto distratto in fase difensiva. Tu dai la colpa al Tiene che era più proiettato al pareggio, oppure siete stati veramente bravi voi a trovare i buchi giusti? Insomma, se c'è un po' di mano di Enrico Mariotti anche in questi frangenti qui la pallina pesa molto, no? No, beh, sicuramente sono aspetti che abbiamo curato in allenamento e quindi nel senso non ne diamo una colpa al Tiene, ecco. E loro comunque nell'arco dei 50 minuti ci hanno fatto sudare l'anima e sono riusciti a trovare il gol. E noi comunque siamo riusciti nonostante tutto a fare la nostra partita e appunto anche nei spogliatoi ci siamo detti che non ci possiamo recriminare niente perché siamo soddisfatti comunque della prestazione. E adesso il 2 maggio cosa succederà, Lorenzo? Diamo battaglia per il ritorno al Tiene, al Palaregnani di Scandiano e speriamo stavolta di riuscire a cavarcela. Va bene, io ti ringrazio e ti auguro Grazie a te. veramente in bocca al lupo. In bocca al lupo. Prossimo.